Questo programma vi è offerto da Union Teleo. Eccoci qua, buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy. Con noi è tornata anche Elena Bezzutti. Buonasera Elena. Buonasera a tutti. Ben ritrovata. Allora, la puntata di questa sera fornisce alcune informazioni pratiche a tutti i telespettatori che sono anche ovviamente cittadini e consumatori, e parliamo del canone RAI che appunto nella bolletta di questo mese, di luglio 2016, verrà ritrovato appunto, e quindi sarà importante dare delle informazioni soprattutto a coloro i quali se lo ritroveranno impropriamente su come fare per restituirlo. Abbiamo degli ospiti sicuramente molto qualificati a dare dei suggerimenti a tutti voi a casa. Stiamo parlando di Mariannina Rocco, che è presidente della CAF CISL. Buonasera Rocco. Buonasera. E anche Marco Lacurre, che è responsabile delle relazioni istituzionali di Blu Energy. Buonasera Lacurre. Buonasera. Buonasera, bene. E partiamo subito con il servizio di Daniele Micheluz, che ha intervistato i cittadini di Pordenone proprio su questo tema del canone RAI in bolletta. Da luglio si comincerà a pagare il canone con il nuovo sistema, ovvero quello nella bolletta dell'energia elettrica. La gente non è molto contenta, tanti malumori e un bel po' di disinformazione. Questo almeno è quello che pensano i pordenonesi. È una modalità che la convince oppure no? Sono nella zona grigia. Sì, perché così la pagano tutti. L'ho sempre pagato e continuerò a pagarlo. Beh, sicuramente è più comodo, e ritengo che effettivamente, visto che per molte persone stranamente era un optional, diciamo, ritengo che sia il modo giusto per farlo pagare a tutti, visto che comunque è un servizio, è una parte insomma che io ritengo doverosa. Dopodiché la RAI deve fare meglio e di più, ma non vedo perché non pagarlo. Insomma, no. La cifra secondo lei è adeguata? Penso che sia stata calcolata rispetto a quello che era la tariffa, mi pare che fosse 115 prima, no? Penso che sì, possa anche essere adeguata. Diciamo che le modalità non mi convincono molto, comunque lo pagherò. Soprattutto si vede male la RAI, quindi almeno dalle nostre parti non trovo giusto pagare un canone e non avere il servizio. Chi non ha un televisore aveva la possibilità di fare la disdetta, ma magari non tutti lo sapevano. È vero, ci voleva un po' più di informazione e le cose fatte più semplicemente. E c'è il rischio che lei magari lo debba pagare anche 2 volte? Sì, perché se per esempio la casa è intestata, cioè una residenza è intestata a me, il canone è intestato a me e un'altra a mio marito, rischio di pagare 2 volte. In quel caso lì dovrà... In quel caso lì bisognerà, non so cosa bisogna fare, una raccomandata, non sono molto informata in questa cosa veramente. Mi pare che sono tutti contrari, perché è un sistema un po' stupido e poi ci saranno ricorsi contro ricorsi. Chi ha magari una bolletta qui, una casa alla moglie in un altro posto, poi farsi ritornare i soldi sarà un casino. Lei ha qualche esenzione, qualche seconda casa magari? Sì. E rischia di pagarlo in 2 parti oppure ha fatto la segnalazione? No, non ho fatto segnalazione perché la legge mi pare era chiara. Chi ha una bolletta qui nella seconda casa non paga. Però ci sono 10.000 casi diversi o enti diversi che danno l'elettricità, pertanto problemi ci saranno. Bene, tema come abbiamo visto molto caldo, molto sentito, diverse obiezioni. C'è chi dice che questa modalità va bene, c'è chi dice che non va bene. Ecco, io partirei subito da una premessa. Lacurre, voi come Blu Energy siete dei fornitori di moltissime famiglie, no? Ovviamente in tutto questo va detto che voi vi ritrovate una cosa che è stata decisa da altri che dovete
attuare ovviamente, no? E c'è chi dice che questo sistema è più comodo, c'è chi dice che invece non è convinto. Ecco, secondo lei la gente è stata informata bene oppure male di queste modalità ed erano più chiare o più difficili rispetto alla modalità che c'era fino all'anno scorso? Beh, indubbiamente è un'innovazione importante. Come tutte le cose, come tutte le novità, c'è sempre un periodo di rodaggio iniziale. Abbiamo percepito in queste settimane presso i nostri call center, i nostri sportelli, che effettivamente c'era parecchia disinformazione. Noi abbiamo cercato di sopperire cercando di aprire il più possibile i nostri clienti e non solo, per dare tutte le informazioni che siamo riusciti a dare. Ecco, poi dopo vedremo anche bene nel dettaglio per quanto riguarda la bolletta. Ecco. Ma nel caso di una seconda casa c'è il rischio di pagare 2 volte, Rocco? Bisogna vedere l'intestatario della bolletta, cioè uno stesso soggetto che ha più utenze elettriche su più abitazioni comunque pagherà una volta sola. Il problema è se le abitazioni sono intestate a diversi membri del nucleo familiare, tipo marito e moglie. Allora lì sono da fare delle considerazioni, cioè se vivono insieme è dovuta un canone solo, se vivono effettivamente in 2 residenze separate vanno pagati 2 canoni. È stato proprio chiarito dall'Agenzia delle Entrate. La disdetta che una persona può aver dato al canone RAI in quest'anno qua nel 2016, mettiamo ad aprile, diciamo così, si riterrà valida anche per il 2017, Rocco? Oppure di anno in anno no, bisogna rifarla? È stato chiarito subito che è un adempimento che va ripetuto ogni anno, quindi vita natural durante fondamentalmente, e quindi bisogna ricordarselo, altrimenti c'è il rischio che un anno se quest'anno ci si hai avuto la dimentica, disdetta, il prossimo anno invece devi pagare. Sì. Bene. Quindi si tratta di un impegno insomma continuo, sì, ma quest'anno quanto sarà l'importo, se lo vogliamo ripetere per chi ci segue, e anche nello specifico a luglio quanti soldi ci ritroveremo in più? Il canone totale sarà di 100 euro e a luglio quest'anno visto che il primo anno si parte un po' in ritardo e quindi ci sarà un primo maxi addebito di 7 rate, quindi di 70 euro. Bene, adesso proviamo a vedere, proprio entrando nel dettaglio, e chiedere alla regia di inquadrare una bolletta tipica che potrebbe arrivare a luglio, con anche, voglio dire, il canone RAI appunto nella bolletta. Questo è un servizio che ci ha fatto molto gentilmente Blue Energy, e quindi chiederei proprio alla Curre, in qualità del ruolo che ha, di indicare, magari anche con l'ausilio appunto della regia, dove verrà indicato l'importo di chi si troverà al canone RAI nella bolletta, e magari iniziare a mettere ferri in acqua. Eccolo qua, se vuole la Curre si può pure alzare in piedi e indicare, vedete appunto in rosso. Dunque, questa è la parte centrale della bolletta, della nostra bolletta per i clienti di energia elettrica. In questa parte a sinistra, non so se sono... Sì, è inquadrato, perfetto, continui pure. Immediatamente al di sotto di questo riquadro che riassume i numeri principali della bolletta, quindi materia prima, trasporto, eccetera, qui sotto, quindi al di sotto del totale della fornitura, verranno collocati gli importi dell'addebito delle singole mensilità, delle singole rate. Quindi 7 rate saranno? Per la bolletta di luglio. Certo. A luglio saranno 7. Quindi un'eccezione rispetto alla consuetudine dei periodi a venire. Questa è una simulazione. Perché nei periodi a venire come sarà, mi scusi? Dunque, è stato previsto dal legislatore un susseguirsi di 10 mensilità da gennaio a ottobre, 10 euro al mese per il 2016. Il canone per il 2017 non è stato ancora determinato, quindi parliamo di 100 euro per il 2016. Queste rate hanno scadenza il giorno primo del mese, quindi se noi fatturiamo, noi come tutte le società di vendita di energia, a luglio, le rate scadute saranno 7, mentre a regime nel 2017, quando fattureremo a marzo, le rate scadute saranno 3, mentre dalle volte successive, perlomeno noi che fatturiamo a bimestri, saranno quindi 30, poi 20, 20, 20 e 10 l'ultima rata.
Benissimo. Proseguo pure col discorso, l'avevo interrotta solo per mettere No, ancora era più. solo per dire che questa è una simulazione, quindi nell'area contornata in rosso vediamo il posto fisicamente dove verrà collocato l'importo, mentre è interessante vedere nella seconda pagina, se riusciamo a farla vedere. Eccola qua. Ecco, qui nella zona dove c'è un po' di dettaglio della fornitura, mentre nella prima pagina avevamo il riassunto, la sintesi, anche in questo caso al di sotto quindi del totale della fornitura viene riportato con un briciolo di... eccolo lì. Eccolo, con un briciolo di particolari in più, perché viene specificato anche il periodo, in questo caso da gennaio a luglio, per le volte successive sarà solo un bimestre, e poi anche un codice, che è il codice corrispondente dell'importo, che può essere utile soprattutto in fase di richiesta di informazioni. Quando un cliente verrà da noi a chiederci informazioni, con quel codice siamo subito in grado di capire. In questo caso è elementare, 70 euro ovviamente, però la casistica è abbastanza... Sì, poi è chiaro anche che per trasparenza avete voluto spiegare da gennaio a luglio, quindi uno fa il calcolo 7 mesi, 10 euro al mese, quindi si trova a 70 euro per quest'anno qua. Allora, adesso direi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo in onda qui su Frugal Economy e cerchiamo di capire che cosa dovrà fare una persona appunto quando si ritrova in bolletta al canone RAI, anche se non aveva appunto uno o più apparecchi abilitati alle trasmissioni televisive. Di nuovo con Frugal Economy parliamo del canone RAI in bolletta. Quando troviamo questo importo, a chi possiamo rivolgerci per avere più informazioni? Chiedo a Rocco. Allora, se lo troviamo già in bolletta purtroppo non c'è molto da fare, nel senso che bisognava averlo già fatto prima, nel caso in cui non sono titolare, non ho possessore di un apparecchio radio-televisivo, avrei dovuto appunto fare l'autocertificazione con la modulistica che insomma è stata predisposta quest'anno. Quando scadeva il termine? Allora, il termine poi ha avuto una serie di proroghe, scadeva con maggio, c'era la possibilità entro il 30 di giugno di presentarlo per avere comunque un'esenzione semestrale per il 2016, passato il 30 giugno, da come sono istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, sembra che il tributo è dovuto, quindi a meno che non vengano ulteriori chiarimenti, soprattutto visto tutti i dubbi e le incertezze del primo anno, a oggi se uno non ha fatto l'autocertificazione dichiarando di non possedere il televisore deve pagare il canone. Questa è l'amara verità. Non c'è un modo per uscire, dovrà pagarlo, punto e basta. No, esatto. Ma quali sanzioni ci sono nel caso di mancato pagamento? Il mancato pagamento è come qualsiasi tributo, arriva un accertamento, quindi con delle sanzioni e interessi. Che importi possono esserci? Allora, sui tributi normali è l'imposta stessa più eventuali maggiorazioni che variano a seconda del tipo di tributo. Ci sono casi dove si arriva anche al 200%, ma insomma di solito poi ci sono degli abbattimenti nel caso in cui uno paghi subito, insomma. Ecco, la Cure, lei si sentiva di aggiungere qualcosa riguardo a chi si è ritrovato il canone, era in bolletta ma non aveva un apparecchio radio-televisivo? Beh, dunque, nel decreto ministeriale, che è un po' il cuore della normativa, è previsto che dovesse uscire ancora una circolare dell'Agenzia delle Entrate entro il 3 agosto, e pare che la stiano preparando, in effetti. Quindi fra poco meno di un mese, insomma? Con questa circolare dovrebbero dire qualche cosa di più circa la presentazione delle richieste di rimborso. Hanno già gettato qualche traccia di normativa. Praticamente la domanda dovrà essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate, la quale farà le dovute verifiche, e se la richiesta verrà accolta, il nominativo verrà passato all'acquirente unico SPA, che è la società che gestisce la banca dati di tutti i clienti di energia elettrica nel territorio nazionale, e dall'acquirente unico l'informazione verrà finalmente passata alle società di vendita come Blue Energy, che quindi avranno modo di restituire, sempre mediante a credito in bolletta,
e comunque entro 45 giorni dal ricevimento della notizia. Quindi in realtà ci sono delle possibilità di vedersi restituite? Beh, se uno ne ha diritto. Certo. E come faranno ad accertare che uno ne abbia diritto? Beh, questo forse bisogna aspettare da quello che diranno con la circolare. Certo, come diceva Rocco poco fa, indubbiamente se uno si è dimenticato di presentare la dichiarazione, temo che dovrà pagare. Nelle istruzioni, insomma, nelle risposte anche dell'Agenzia delle Entrate è previsto il presentare, avere come motivazione un impedimento oggettivo. Adesso quale sia l'impedimento e come dimostrarlo, vediamo se in questa circolare per i rimborsi se diranno qualcosa di più. Ecco. Oggi è dura. Una curiosità che magari anche i nostri amici che ci seguono da casa avranno: come farà, diciamo così, l'ente preposto a capire se l'autocertificazione che avevano fatto diversi cittadini che non hanno un apparecchio radiotelevisivo, ad accertare questa autocertificazione? Questa domanda la faccio a Rocco. Presumo, come hanno fatto finora, a verificare i controlli e quindi chi non pagava se effettivamente era nel giusto o nel sbagliato, insomma, quindi controlli sul posto alla fine. A campione quindi, eventualmente. Ecco. Adesso vediamo una tematica ben precisa con la collaborazione che abbiamo con l'avvocato Michele Ius che ci regala all'interno di una video intervista alcune casistiche particolari che poi la Curre e Rocco, magari oltre alle sue specifiche indicazioni di avvocato, vorranno anche un po', diciamo così, spiegarci. Buonasera Massimo, grazie della linea, un saluto a tutti coloro che ci seguono da casa e agli ospiti in studio. Questa sera nell'ambito della trasmissione vi vorrei parlare di un tema particolare, ossia del canone RAI all'interno della bolletta per gli immobili dati in locazione. Che cos'è la locazione? La locazione è il contratto regolato dal Codice Civile per le civili abitazioni dalla legge 392 del 78, in base a cui un soggetto detto locatore, proprietario di immobile, concede in utilizzo detto immobile ad altri soggetti, ossia conduttori o locatari, per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di una determinata somma che è definita canone di locazione. Il conduttore non solo deve pagare il canone di locazione, ma deve pagare anche tutti quegli oneri accessori relativi all'utilizzo dell'immobile, come per esempio il gas, l'acqua e la luce. Sappiamo che la legge di stabilità a partire dal 2016 impone a coloro che sono titolari di un contratto della luce e detentori di una televisione di pagare il canone della RAI attraverso la bolletta. Bene, se questo è il principio generale, per gli immobili in locazione questo potrebbe far sorgere delle domande. Per esempio, vediamo un primo caso. Pensiamo a quello più semplice, ossia a un soggetto che prende in locazione un immobile, vi trasferisce la residenza, apre il contratto della luce a proprio nome e si porta la propria televisione. In questo caso dovrà pagare il canone RAI attraverso la bolletta della luce. Cosa succede se invece con le medesime condizioni però l'immobile è già arredato e inclusivo anche della televisione? Dovrà pagare o non pagare il canone della RAI attraverso la bolletta? Sì, dovrà sempre pagarlo attraverso la bolletta. Pensiamo a un caso ancora diverso, ossia medesime condizioni, indipendentemente che il conduttore sia il proprietario della televisione o meno, che però non è l'intestatario del contratto della luce, perché il contratto della luce è rimasto al proprietario che non l'ha volturato. In questo caso chi deve pagare il canone della RAI e come lo deve pagare? Beh, sicuramente il proprietario dell'immobile non deve pagare il canone per il locatario, ma sarà lo stesso conduttore che appunto dovrà versarlo, ma non attraverso la bolletta, perché lui non è intestatario, ma attraverso il modello F24 in un'unica soluzione entro il 31 ottobre del 2016. Bene, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Mandi! L'avvocato Ius ci ha quindi spiegato un po' quali possono essere i casi di esenzione. Chiedo a Rocco,
in particolare nel caso di locazione di immobili, se ci può spiegare questa tipologia. Sì, c'è tutta una fascia di possessori di televisori che però non sono titolari di nessun contratto dell'energia. E appunto la casistica più frequente possono essere gli inquilini che pagano un fisso al proprietario comprensivo anche delle utenze, quindi non accendono a proprio nome una utenza e trovano già tutto pronto. Questa, così come ad esempio non so, le portinerie, se ancora esistono nei palazzi. In alcuni casi ci sono, meno rispetto a un tempo. Esatto, oppure immobili intestati ad aziende che hanno l'abitazione del custode e quindi non c'è un'utenza di tipo residenziale. Finalmente, insomma, a maggio hanno chiarito che è possibile, devono pagare anche loro, avendo appunto il televisore, entro il 31 di ottobre, facendo direttamente il versamento come eravamo abituati prima, ma non col bollettino postale, col modello F24, semplicissimo da compilare, era ironico, un po' complicato da compilare perché va con dei codici. Quindi sono stati istituiti questi codici, prima del 1° di settembre hanno detto che non si possono comunque usare, quindi dal 1° di settembre è possibile E come verranno comunicati questi codici? C'è già la circolare dell'Agenzia delle Entrate, i codici sono TV RI per chi fa il rinnovo e TV AN, mi pare, scusi, NA per le nuove attivazioni. Sezione erario, anno 2016 per la compilazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate spiegano anche come si compila. Purtroppo è lo stesso problema che noi come CAF riscontriamo, chi deve versare l'IMU. Questo metodo di pagamento, l'F24, non è assolutamente di facile compilazione per il cittadino comune, perché sono tutti codici, quindi comunque sì, devono pagare con questo sistema. Ecco, la CUR, lei si trova d'accordo riguardo a tutte le casistiche che ha spiegato l'avvocato Ius e alle soluzioni che ha proposto Ius? Sì, non è la nostra materia, ben inteso, nel senso che noi facciamo da esattori per conto dello Stato. Sì. Tuttavia, nell'arco di queste settimane, come dicevo nel blocco precedente, noi ci siamo attrezzati come Blue Energy per riuscire a dare ai nostri clienti, e non solo, tutte le risposte che riuscivamo a dare. Quindi ci siamo, nostro malgrado, dovuti studiare tutta la normativa, e le stesse considerazioni dell'avvocato sono quelle a cui eravamo giunti noi, anche grazie all'aiuto delle numerose FAQ presenti sui siti della RAI, dell'Agenzia delle Entrate, eccetera. Abbiamo cercato poi di replicare tutte queste informazioni sul nostro sito proprio per metterle a disposizione di tutti, cercando di usare un linguaggio più chiaro e semplice possibile. Quindi praticamente anche i cittadini che ci stessero guardando adesso e che volessero avere ulteriori esaustive informazioni, oppure si sono persi alcuni pezzi anche con la trasmissione, possono andare nel sito di Blue Energy e ritrovare gran parte delle informazioni necessarie, frutto magari delle domande ricorrenti che voi, come poi immagino anche il CAF CISL Union Teleo, avete ricevuto. Certamente, c'è una pagina web dedicata sul nostro sito, nella sezione luce dell'energia elettrica, così come le stesse informazioni possono essere reperite presso uno dei nostri sportelli commerciali o presso il call center, il numero verde che si trova in bolletta o sul portale, sul sito. Anche perché voi fornite un aiuto per la compilazione dell'esenzione, no? Anche, sì. Quindi c'è anche questo servizio in più? Beh sì, in passato, adesso ha perso un po' di moda, cioè non è più d'attualità perché la scadenza è stata il 30 giugno, però nell'approssimarsi della scadenza abbiamo aiutato parecchie persone. Gli stampavamo anche il modulo e gli spiegavamo un po' come spedirlo, perché c'erano delle modalità un po' particolari, raccomandata aperta, che non si capiva bene cosa volesse dire. Poi sì, che cosa voleva dire alla fine? Voleva dire che bisogna piegare il foglio in 3 parti senza usare buste, chiuderlo con lo scotch e non con le graffette, perché altrimenti le poste avrebbero avuto da ridire, e diventava una raccomandata senza busta praticamente. E tra l'altro, ascoltando anche quello che aveva detto all'inizio Rocco, molto probabilmente vi ritroverete a dover aiutare i cittadini anche per le prossime volte, perché, come abbiamo detto, la disdetta va data di anno in anno. Quindi, vedendo anche un po' le risposte che abbiamo sentito prima nei servizio fatto da Micheluzzi e da Virgilio sulla Vox Populi a Pordenone su questo tema, ci sembra che ancora le informazioni non siano state completamente fruite. Ecco. Indubbiamente, ci vorrà un bel po' di tempo prima che l'intera faccenda venga digerita da tutti i cittadini.
Noi ci siamo attrezzati proprio per fronteggiare queste richieste di informazioni aggiuntive. Rispetto al passato, la CUR, voi avete avuto altri casi come questi che vi ricordano un po' questo grande cambiamento che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in questo momento? No. Cioè, di utenze no? Per fortuna, aggiungo. Sì. E non dimentichiamo che comunque attraverso le bollette dell'energia, ma anche e direi soprattutto del gas, poi spiego perché soprattutto, noi stiamo facendo comunque dei esattori per conto dello Stato dell'IVA, come tanti, non siamo solo noi, ma anche delle accise, che sono molto più costose sul gas che sull'energia, per questo c'era il mio soprattutto sul gas. Nel caso dell'IVA e delle accise però noi siamo sostituti d'imposta, quindi anticipiamo nei confronti dello Stato e quindi abbiamo titolo per andare a chiudere l'utenza se il cliente non paga. Nel caso del canone RAI invece questo è un elemento, una cosa molto importante, non è così. Noi non siamo sostituti d'imposta e quindi se il cliente dovesse per esempio autoridursi il pagamento della bolletta e pagare solo la fornitura ma non il canone, noi non possiamo andare a chiudere la fornitura. Certamente. Bene, questa è una precisazione importante. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria di Friuli Economy. Poi direttamente dopo la pubblicità vedremo l'interessante servizio che hanno realizzato sempre Micheluz e Virgilio. Ricordiamo Micheluz è vice direttore del Friuli, Giancarlo Virgilio è un nostro telereporter sempre di questo gruppo Media Friuli. Questo servizio spiega perché siamo arrivati a questo punto, quanto è cambiato il mondo dell'informazione, quanto soprattutto in questi ultimi anni grazie a internet e grazie ai cellulari, e questo probabilmente è il principio dietro cui poi si è aperta tutta questa spirale di cambiamenti anche nei pagamenti delle bollette. Poi di nuovo torneremo con i nostri ospiti e vedremo di affrontare alcuni aspetti ancora che non abbiamo toccato, quindi a tra poco con questo interessante servizio. A tra poco. I tempi sono cambiati e siamo bombardati dalle informazioni ogni giorno, internet, televisione, radio e soprattutto i social network che la fanno da padrone. In rete si trova di tutto, ma non sempre, c'è la verità assoluta. Internet, TV, radio, social network, come ti informi? Ma soprattutto sui social network, quindi Facebook, Instagram e qualche notizia in famiglia anche che gira. I giornali li leggi e che tipo di giornali leggi? Ma ogni tanto prendo Repubblica e quindi mi informo sugli eventi anche mondiali. Principalmente diciamo attraverso la televisione e quando capita i giornali, ma anche usando per esempio il telefono, cercando le informazioni di cui ho bisogno. Sono anche abbastanza tradizionalista, sono ancora un lettore dei giornali cartacei, anche se chissà per quanto dureranno. Comunque è inevitabile oggi come oggi informarsi anche su internet e sulle televisioni locali e nazionali se si vuole avere un minimo di informazione completa e soprattutto qualche commento e approfondimento attendibile. Qual è il modo per informarsi che utilizza? Leggo i quotidiani e poi consulto anche siti internet. Televisione non l'amo molto. Social network? Sì, li conosco ma non li uso di frequente, non li frequento insomma tantissimo. La radio? Sì, molto, l'ascolto. Televisione e giornali. Cosa guarda in televisione? Dibattiti politici e culturali. Telegiornali? Anche telegiornali. E Telefriuli naturalmente? E Telefriuli qualche volta sì. Nuove tecnologie, nuovi media, social network, internet, li usa? Sì, internet, per informarmi, per leggere notizie, eccetera. Come ci hanno detto anche gli ascoltatori durante il servizio, c'è una rivoluzione nel mondo dell'informazione. Chi alla fine vede la TV dal PC, quindi via web, via streaming, dovrà pagare il canone oppure no? Rocco? No, il semplice possesso del computer, anche a livello familiare, quindi non necessariamente per lavoro, non implica di dover pagare il canone. In nessun caso? In nessun caso. Se non ho in casa un televisore, sono esonerato. Quindi anche ho la semplice radio o il computer, ancora di più smartphone, non danno obbligo di versare il canone. Però c'è anche il caso in cui chi il televisore ce l'ha, però ha diritto all'esenzione. Spieghiamo bene quali sono questi casi.
Sì, infatti quest'anno hanno un po' lavorato su 2 normative diverse il governo, quindi da una parte chi non ha il televisore può chiedere diciamo, l'esenzione, nel senso dichiarare che non è dovuto il versamento del canone, ma hanno ripristinato una norma che non era mai stata in realtà poi attuata, che riguarda l'esenzione per chi ha il televisore ed è over 75, con una fascia di reddito particolarmente bassa, perché è di 6.713 euro, come somma del reddito marito e moglie, quindi coniugi al massimo. Questa soglia rimarrà sempre così o è destinata a crescere? Avete delle informazioni in merito? Dovrebbe crescere, si spera, anche col costo della vita. Ma... Sì, perché l'importo insomma è quello che è veramente, veramente basso, sì. Però ci parlava prima anche dell'autocertificazione in casi molto molto particolari. Durante la pausa ci accennava al caso di una persona deceduta che però riceve ancora la bolletta. Infatti la modulistica dell'Agenzia delle Entrate prevedeva anche il caso in cui io facevo una dichiarazione di non possesso del televisore o di non diciamo, obbligo di versare il canone se l'utenza è intestata a una persona deceduta. Nella nostra esperienza diretta sul campo abbiamo avuto tantissimi casi del genere, quindi sembrava strano, ma è così che quando insomma, muore un parente, intestatario di proprietario di una casa, intestatario della relativa bolletta, non sempre vengono fatte le vulture, ma si parla anche di situazioni diciamo rimaste ferme dopo tantissimi anni. Ecco, la cura proprio voi di Blue Energy avete quindi avuto proprio in occasione di questi cambiamenti nel pagamento del canone RAI diverse richieste, avete visto diverse casistiche di questo tipo? Sì, le confermo che è così. Il problema delle utenze di energia e anche di gas che restano in capo, restano intestate a persone decedute è un problema diffuso. E le vicende del canone RAI è stata l'occasione da parte dei clienti, degli utenti in genere, di sistemare un po' le cose, perché altrimenti effettivamente avrebbero rischiato di pagare il canone anche per la persona defunta. Quindi in questo caso l'utenza è stata o volturata a chi effettivamente stava usando l'immobile in quel momento, oppure è stata chiusa. Ma tutto ciò può anche dare adito al fatto che mettiamo la persona fosse deceduta da molto tempo e non fosse stata pagata per diversi anni, l'utenza del canone RAI ha una serie di diciamo così, pagamenti da fare in arretrato da parte degli eredi? Direi di no. La legge di stabilità del dicembre 2015, che ha dato il via a questa avventura del canone RAI in bolletta, dice chiaramente che i nuovi dati non daranno seguito a cose del passato. Ecco, io volevo chiedere anche una curiosità a Rocco, ascoltando prima quello che aveva detto, ma secondo lei qual è la ragione per la quale deve pagare il canone chi ha la TV e non chi ha la possibilità di vedere col computer in streaming le trasmissioni? Domanda che secondo me anche in altri sono posti che ci stanno guardando e qual è la differenza alla fine, perché comunque con un computer, anche con un buono schermo e la visuale in HD, puoi vedere la TV, le trasmissioni televisive esattamente come se possiedi una TV. Ma io rispondo in base a quello che ho letto anch'io dalla stampa. È partita una sommossa popolare di tutte le aziende, cioè il computer che sia aziendale o che sia in famiglia, se dà obbligo di versamento dovrebbero versarlo chiunque, dai professionisti, dal medico che ha il computer per fare le ricette mediche alle grandi aziende. E allora lì hanno dovuto fare un passo indietro e chiarire che i computer a oggi, per quanto possono permettere di vedere tutta la televisione, sono per il momento non considerati idonei all'obbligo del versamento. Ma che sia un incentivo per le nuove tecnologie? Sicuramente c'è una mossa strategica per farci andare tutti su internet? Ma sicuramente sì. Però non è detto che recuperi. Che rimarrà così, no, nei prossimi anni. Insomma, se il gettito dovesse secondo me calare a livello di un'opinione vostra, televisore. secondo voi verrà aggiunto anche a questo settore? Ma quando eravamo all'inizio di questa avventura, quindi dicembre, novembre dell'anno scorso, effettivamente parlavano, no, di estendere anche ai computer. Poi sì, c'è stato un po' di sommossa popolare, quindi per adesso io credo che il governo si sia accontentato di andare a stanare l'evasione. Poi per gli anni a venire non lo sappiamo.
staremo a vedere. Ecco, poi bisognerà vedere appunto anche come andrà adesso proprio con la bolletta di luglio, i pagamenti e via discorrendo. Ecco, magari, dato che ne abbiamo la possibilità, in una delle trasmissioni più uniche che rare di Fuel Economy, quindi abbiamo la possibilità di rifare un inciso, proviamo adesso a rispiegare quindi rapidamente la CUR, che cosa fare se si trova nella bolletta erroneamente, perché non si è dato comunque disdetta, il canone RAI. Proviamo a chiudere così chi ci segue da casa sa esattamente quali passi deve fare. Allora, confidiamo nella puntualità dell'Agenzia delle Entrate, che ha promesso, o meglio lo ha stabilito il governo, affidando all'Agenzia delle Entrate l'incarico di predisporre tutte le norme per le richieste di rimborso. Confidiamo nel fatto che queste procedure escano entro il 3 agosto. Per quel che riguarda Blue Energy, noi la prima fattura, quella di luglio, che conterà i 70 euro delle prime 7 mensilità del canone, uscirà intorno al 25 luglio, quindi la scadenza dovrebbe essere intorno al 15 agosto, o giù di lì. Quindi ce la facciamo ad avere prima le informazioni su come comportarsi. Tuttavia, come dicevo nel primo blocco, qualcosa sappiamo già. Ci sarà da presentare una richiesta di rimborso su un modello che verrà appositamente predisposto. Questa richiesta di rimborso non va presentata naturalmente a Blue Energy o al venditore di energia, bensì direttamente all'Agenzia delle Entrate, presumo con le stesse modalità della dichiarazione di origine di non detenzione dell'apparecchio TV, e lì attenderne l'esito. Perfetto. E l'altro punto che abbiamo toccato stasera sono i casi di esenzione. Rocco, se ci fa un breve riassunto. Allora, il caso di esenzione: io sono titolare di un'abitazione con un'utenza elettrica ma non ho l'apparecchio televisivo. Quello è il caso più classico. Presento l'autocertificazione nei termini che abbiamo già detto e sono esonerato dal pagamento del canone. Altre casistiche sono le situazioni di possesso di più immobili come nucleo familiare, quindi la casa, 2 case, 2 contratti, uno alla moglie e uno al marito. Se la coppia vive effettivamente insieme, il loro nucleo familiare è uno solo e quindi è dovuto un solo canone RAI. Allora lì però va comunicato che in una di queste 2 abitazioni non è dovuto il versamento, in quanto lo si fa già cumulativamente a livello di coppia, diciamo, di famiglia. Principalmente queste sono le 2 casistiche. Poi abbiamo parlato quello del caso degli over 75, quindi lì io sono possessore di un televisore, ma per una situazione economica disagevole e vista anche l'età, dà la possibilità di non pagare completamente il canone anche se ho il televisore. In più aggiungo, che non l'ho detto prima, quest'anno davano la possibilità anche di chiedere gli arretrati, cioè di fare un'istanza di rimborso dal 2008. Appunto perché era una normativa che attendeva di essere messa in atto da tanti anni, adesso hanno messo a posto, diciamo, e davano la possibilità di chiedere anche dal 2008 un'istanza di rimborso. Ma avete avuto dei casi concreti? Abbiamo avuto un paio di casi, cioè un paio di casi che si sono rivolti a noi. Il problema è che era una procedura completamente cartacea da presentare all'Agenzia delle Entrate, quindi come CAF, più che dare qualche informazione, non abbiamo potuto agire noi a posto della persona, insomma. Bene, direi che siamo in chiusura di questa puntata di Fuel Economy, molto legata appunto a temi di larga diffusione molto comuni, quindi anche questa capacità di Fuel Economy di vedere a temi che riguardano tutti i cittadini, tutti noi, e poi detto anche a Telefriuli, quindi l'importanza anche della TV e dell'informazione. Allora, volevo ringraziare Elena Bezzutti per essere ritornata qui con noi, è sempre un piacere, Elena, e speriamo di vederci anche nelle prossime puntate. Bene. Importantissimo anche il contributo che abbiamo avuto dalla Presidente di Union Teleo della CAF CISL, Marinina Rocco, che ringrazio, e anche al responsabile relazioni istituzionali Marco Latture dell'azienda Blue Energy, che si è molto prodigato oggi per dare delle informazioni molto concrete a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia e anche del Veneto Orientale che ci hanno seguito questa sera. Grazie ancora alla CUR. Grazie a voi. Importanti anche a livello giornalistico i servizi che ci hanno realizzato Daniele Micheluzzi, vice direttore del Friuli, e
il buon Giancarlo Virgilio. Ringrazio anche i tecnici e registi Pierangelo Buttazzoni e Gian Domenico Ricci che ci hanno dato una mano alla realizzazione concreta di questa trasmissione e all'avvocato Michele Ius per la proficua collaborazione. Ci vediamo fra una settimana a Friuli Economy alle 19:45, quindi subito dopo il TG. A tutti voi una buona serata e restate con noi di Telefriuli. Grazie e buonasera. Buonasera. Questo programma vi è stato offerto da Union Teleo.